questo è da standing ovation, perché questo è un brano che a me piace tantissimo. Grazie. E questo è uno dei casi in cui al Festival di Sanremo accadono delle cose strane, no? Quando il pubblico, quando sente la classifica, si alza in piedi e non è contento magari a volte delle succede posizioni. spesso. Questo pezzo meritava veramente. Al Festival di Sanremo succede spesso, ma succede spesso. il miracolo della musica è che poi c'ha un potere magico di arrivare lo stesso, oltre le classifiche, oltre le decisioni, sì, oltre le cose non ponderate, diciamo, no? Io non lo so, gli amici a casa sicuramente come me, questi qui in tutto lo studio, io ho brividi ogni volta che ti sento suonare e ti sento cantare, perché hai una splendida voce, i testi sono di una bellezza incredibile e le melodie anche. Ti ringrazio. E per chi come me scrive canzoni, insomma, dirti con tutto il cuore questa cosa è la pura sacrosanta verità. Io dico che non ho fatto niente, però è non si va a cercare, non ci sono più i sistemi per accertare cosa piace veramente al pubblico, se non il live. Vero. Cioè le radio impongono in qualche modo una sola musica, che l'unico sistema sicuro per vivere a lungo è invecchiare. E quindi ho detto, allora perché ne abbiamo così tanta paura? Perché se ci va bene invecchiamo. E però abbiamo paura della vecchiaia, ci dobbiamo un po' cambiare la fisionomia, abbiamo paura delle rughe, dei capelli bianchi, abbiamo paura dell'appesantimento, forse un po' anche delle pensioni che non arrivano. Però insomma dissi, no, quest'età va riscattata in qualche modo, con orgoglio. Sì. E nello scriverla a un certo punto arrivai al famoso inciso, ritornello vecchio, diranno che sei vecchio. E a un certo punto ho detto, ma non è che poi Renato mi dice, Anima, che hai mai scritto? Ne ebbi un po' paura da sola e la stavo quasi buttando via, questo foglio, questa prima parte di poesia. Però a un certo punto vedi che la vita ti dà delle indicazioni, degli indirizzi. Io ho visto che in quel momento mi hanno citofonato e ho detto, chi è? Hanno un po' interrotto questo suono del citofono, ha interrotto la mia ispirazione, però sono andata a vedere chi fosse e non ho sentito nessuno. Ma dopo poco, sotto alla porta, sotto al portoncino di casa mia, hanno infilato un dépliant di una casa di riposo. E io l'ho preso come un segno positivo. Sì. Ho ripreso quel foglio che avevo lasciato a metà e ho continuato questa canzone. E poi... E lì è la musica è andato che ti ha parlato. Eccola. Spalle al muro, quando gli anni son fucili contro qualche piega sulla pelle tua. I pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli. E la curva dei tuoi giorni non è più in salita. Scendi piano dai ricordi in giù. Lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida e tu lo sai che c'è, ma sei vecchio, ti chiameranno vecchio e tutta la tua rabbia viene su. Vecchio sì, con quello che hai da dire, ma vale 4 lire, dovresti già morire, tempo non ce n'è più.
e ogni male fa più male, tu risparmia il fiato, prendi presto tutto quel che puoi e faranno in modo che il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco. Vecchio, oh no, oh no, no, vecchio, mentre ti scoppia il cuore, non devi far rumore, anche se hai tanto amore da dare a chi vuoi tu, ma sei vecchio, ti insulteranno vecchio. Smania che sai tu, vecchio, sì, sei tagliato fuori, tu e le tue convinzioni, le nuove sono migliori, le tue non vanno più, ragioni non hai più, oh no, no, no. Che faresti adesso che potresti, non c'è di perché esisti, perché respiri tu. Guarda un po', guarda qua che sorpresa, tutto lo staff di Mille Voci, tutto lo staff di Mille Voci. Grazie, grazie, grazie. Dalle poltrone. Ci hai commosso. Che ci stai dando. Meravigliosa. Dai, che sto piangendo. È commovente, veramente, è da brividi, Grazie a voi, veramente. grazie per accogliere. Grazie.